Comunque andrà, per la delegazione FIGC di Agrigento è stato un successo, anche perché la rappresentativa Giovanissimi si è fermata solo in semifinale. Alla fine è grande gioia per la rappresentativa provinciale allievi che batte per 1-0 il Caltanissetta e conquista per il secondo anno consecutivo la finale del torneo Pietro Paolo Brucato. Quello della delegazione di Agrigento guidata da Stefano Valenti e Angelo Caramanno è stato un altro piccolo miracolo calcistico, senza dimenticare che la stagione passata i ragazzi di Lillo Giardina, adesso collaborato da Carmelo Giordano, si erano laureati campioni regionali. Il lavoro dello staff tecnico completato dal dirigente Tonino Butera e dal medico Pietro Curella ha fatto il resto, grazie soprattutto agli splendidi ragazzi che fanno parte di questo gruppo vincente. La semifinale contro il Caltanissetta di Rosario Marcenò è stata molto combattuta e si è risolta solo ai tempi supplementari grazie al gol del capitano Benedetto Greco. Adesso la finale contro il Messina che si giocherà in Della Perolitana il prossimo 2 di gennaio.